buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo, anche se vedete questo bel boschetto, ci troviamo nel vero senso della parola on the road. Infatti siamo nel Sulcis, ci stiamo dirigendo verso Sant'Antioco dove faremo la puntata di oggi. Siamo abbastanza vicine, siamo all'altezza di San Giovanni su Ergiu, ma ci siamo fermate per fare la diretta perché stanotte abbiamo dormito a Iglesias, stamattina eravamo pronte prestissimo, però poi tra vari contrattempi e un traffico bestiale che chi frequenta questa zona conosce bene a quest'ora della mattina, nel tratto da Carboni a Sant'Antioco, insomma si è fatto tardi e quindi ci siamo fermate proprio on the road, lungo strada, per non essere invece in ritardo nella nostra diretta. Allora controlliamo innanzitutto che l'audio e il video sia ok, quindi io torno in regia. Adriana torna in regia e come sempre vi do una veloce anticipazione di quello che vedremo oggi. Allora, premesso che chiaramente l'isola di Sant'Antioco è grande e chiaramente dal punto di vista archeologico è veramente interessantissima da tutti i punti di vista, e qui apro una parentesi personale, insomma chi mi conosce da più tempo forse sa che io posso dire che come archeologa nasco proprio a Sant'Antioco, perché ho fatto la tesi a Sant'Antioco e anche altri lavori, insomma appena laureata, per cui diciamo che è un territorio che mi sta molto a cuore. Ma oggi parleremo di Sant'Antioco, diciamo sotto aspetti che sono un po' meno conosciuti rispetto chiaramente a tutta la storia della città di Sulchi o Sulci, che sicuramente diciamo è preponderante, no? nell'archeologia di Sant'Antioco. Infatti oggi cosa faremo? Inizieremo dalla preistoria, visiteremo i menhir su Para e Samongia, inizierà lì il nostro itinerario e poi andremo a visitare il bellissimo villaggio nuragico di Grutti Acqua e la tomba dei giganti Nio de Sugrobu. Poi, sperando che non ci sia il vento di ieri, perché chiaramente come sapete qua siamo nel sud-ovest della Sardegna e l'isola di Sant'Antioco, appunto essendo un'isola, diciamo che rimane molto esposta ai venti, soprattutto nella sua costa che guarda verso il mare aperto, quindi in particolare nella costa occidentale. Per cui quella cosa è proprio l'itinerario, anche una parte dell'itinerario che vorremmo fare oggi, sperando che non ci sia il vento di ieri. In realtà, come potete vedere, vabbè, qua siamo in una zona riparata, però diciamo che oggi la situazione sembra nettamente migliore rispetto a quella di ieri, e quindi speriamo di poter fare anche dei bei giri in quel tratto costiero che è molto bello da un punto di vista paesaggistico, oltre che comunque interessante anche dal punto di vista archeologico e culturale. Ma rimaniamo un po' sul vago, perché vedremo poi che condizioni troviamo e quindi cosa effettivamente riusciremo a fare. Per cui per vederlo, come sempre, vi diamo appuntamento nella puntata di stasera alle 9:30. Vi ricordo, per chi insomma non ci segue quotidianamente, che già nel pomeriggio daremo un'anticipazione con le foto su quella che è stata la nostra mattinata di escursione e di riprese. E quindi insomma, se volete sapere di più su com'è andata, seguiteci anche con le foto. Come sapete non c'è un orario, appena riusciamo a prepararle le pubblichiamo, mentre per la puntata come sempre alle 9:30 di sera. Come sapete queste sono le nostre ultime puntate, infatti questa settimana termina Sardegna Sacra on the road, ma a questo punto mi sento di darvi una notizia che non vi abbiamo ancora dato, ovvero questa settimana, siccome è l'ultima, abbiamo deciso di fare uno sforzo in più e quindi faremo una puntata anche il sabato. Ok, ve lo sto dicendo adesso così
lo sapete, così nessuno pensa che l'ultima puntata sia quella di venerdì, e così ci potete seguire anche sabato, in cui faremo una puntata regolare, quindi non come il piccolo bonus della settimana scorsa, ma una puntata normale di mezz'ora o più, come quelle che abbiamo fatto finora. Quindi vi dicevo, l'ultima settimana di viaggio, i giorni stanno passando veloci, una esperienza molto intensa e molto densa, che penso richiederà almeno un altro mese, no? Per essere elaborata completamente, e anche parlo a titolo personale, poi Adriana vi dirà per lei, però diciamo che a titolo personale vi posso dire che quando un'esperienza è così densa, poi normalmente ho bisogno di qualche settimana per metabolizzare tutto, perché poi nei giorni successivi tornano in mente tante cose, anche per esempio degli scambi che abbiamo avuto con tutte le persone che hanno collaborato al progetto, nelle nostre puntate. Tante cose chiaramente sono rimaste un po' in sospeso, quindi diversi incontri saranno approfonditi più avanti, perché come potete immaginare, per quanto l'aspetto umano è una parte a cui noi abbiamo voluto dare molto spazio, chiaramente avendo dei tempi così veloci, molto spesso avremmo voluto più tempo anche per approfondire la conoscenza, per esempio con le persone nuove che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo collaborato in queste puntate. Quindi sicuramente anche tutto quello che potrà nascere successivamente da questa esperienza avrà bisogno di un pochino di tempo per essere metabolizzato e per poi dare anche dei frutti futuri, speriamo, perché anche il creare vicinanza, condivisione e nuove occasioni anche per progettare insieme, avere delle visioni future, scambiarsi esperienze, ecco, anche questo era uno degli obiettivi principali del nostro progetto, oltre ovviamente a quello di raccontarvi una parte di Sardegna, anzi tante piccole parti diverse di Sardegna. Ovviamente non abbiamo mai avuto la pretesa di essere esaustive, perché altro che un mese ci vorrebbe on the road, ma insomma crediamo di essere riuscite a raccontarvi tante cose della Sardegna che non sono conosciute dai più, e spesso neanche dagli stessi sardi. Tante realtà, tante persone che si muovono con competenza, con determinazione, ma soprattutto con passione e con amore per quest'isola, e speriamo anche di aver fatto venire voglia a tutti quanti di conoscerla e di visitarla personalmente un po' di più e in modo un pochino più approfondito, sia per quanto riguarda i sardi, sia per gli amici che ci seguono dal continente o dall'estero. Bene, Adri, dimmi che ore sono? 8:08. Ok, siamo in chiusura di questo video. Come sempre vi ringrazio per continuare a seguirci. Un pochino diciamo che i commenti forse in questi ultimi giorni sono un pochino calati, i commenti e le visualizzazioni, ma di poco. Credo che qua ci sia un po' lo zampino di Facebook, che chiaramente quando si producono tanti contenuti tende un pochino a diminuire lo sharing, per cui vi chiedo se i nostri video vi piacciono, se la nostra impresa secondo voi è degna, diciamo, di essere sostenuta e appoggiata. Se condividete i nostri video ci fate un grande favore per far conoscere il progetto e soprattutto per far conoscere la Sardegna, e quindi insomma aiutarci anche in questo sforzo che abbiamo voluto fare ogni giorno. Quindi mi raccomando, commentate, così sappiamo di essere in tanti a condividere questo viaggio. Condividete i video se vi piacciono. Come sempre ringraziamo anche tutti quanti per il supporto attivo, anche con le donazioni e con l'acquisto delle t-shirt e dei gadget del nostro sponsor Macoco, che ringraziamo. Bene ragazzi, a questo punto io vi do appuntamento a questo pomeriggio e a stasera,
e ci vediamo più tardi. Buona giornata, ciao!